Nobilissima Eleonora, giudichessa nostra, siete giunta nel nostro villaggio per visitare il vostro popolo. Noi vi ringraziamo per l'onore che ci avete riservato. Siate la benvenuta in mezzo al vostro popolo. Sempre caro ci fu questo popolo laborioso, fedele e di grande onestà. Nos, Eleonora, per grazia di Dio, giudichessa d'Arborea, affinché le regioni, le province e le terre si inchinino e si sottopongano alla giustizia, per meglio accrescere ed elevarsi, e che per i buoni articoli di legge venga frenata la superbia dei rei e dei malvagi. La Carta dei Logu, che fu fatta con grandissimo provvedimento dalla buona memoria del re Mariano, nostro padre, in quanto diretto legittimo sovrano di Arborea, non essendo stata rettificata da oltre 16 anni, perciò necessitando di correggerla ed emendarla per il mutare dei tempi ad essa susseguiti e per la condizione degli uomini che da allora l'ha molto cambiata, tanto più che ciascuno è maggiormente incline ad operare il male piuttosto che il bene della cosa pubblica sarda. Riteniamo che si debba osservare integralmente Non ho fatto nulla! conducete le due donne al mio cospetto. Non siamo ancora! Non ho fatto nulla! Che cosa? Scusa uno, voglio abusare di Savipia! L'ho bastonato! Ma sono innocente! No, Eleonora. Io. Ordinamos che le due donne vengano immediatamente liberate e rifocillate e che si leggano al popolo presente le nostre disposizioni scritte sulla Carta dei Logu a proposito della violenza contro le donne. Se un uomo violenta una donna ed è dichiarata legittimamente colpevole, sia condannato a pagare per la donna sposata lire 500. Se non paga entro 15 giorni dal giudizio, gli sia amputato un piede. Per la nubile sia condannato a pagare 200 lire e sia tenuto a sposarla se è senza marito e solamente se piace alla donna. Se non la sposa, sia tenuto a farla casare munendola di dote, secondo la condizione sociale della donna e il rango dell'uomo. E se non è in grado di assolvere ai suddetti oneri entro 15 giorni dal giudizio, gli sia amputato un piede. Per la Vergine sia condannato a pagare la stessa cifra, se no gli sia amputato un piede, come detto sopra. Capitolo 22. Inoltre ordiniamo che se un uomo entra a forza in casa di una donna sposata ed è colto sul fatto, se è dichiarato legittimamente colpevole, anche se non l'ha violentata, sia condannato a pagare 100 lire. Se non paga entro 15 giorni dal giudizio, gli sia tagliato per intero un orecchio.